Aris di Rivignan, il complesso di ville e hotel Savorgnan, costruiti in tai secoli su un implant di epoche romane, e che è stata la chiesa de Vere Giulietta, protagonista de storie di amor più famose di tutti i temps, al diventerà un look che darà accetta events, e un centro visitis la che si potrà vivi i fatti che hanno segnato questi looks. È un look con 2000 anni di storie, attaccate in epoche romane, e dopo alla fine del 1100 a Conti anche che vedi dormito Riccardo Cuor di Leone, e dopo anche per secoli chi si è combattuto per la storia, per la dominazione dal Friuli, prima tra i Furlans e i Venezi e dopo tra i Venezi e gli imperiali. E il comune alla voglia di mettere a questo, viene appena attaccato il lavoro, viene voglia di fare un centro culturale per raccontare anche la storia di Giulietta e Romeo. Difatti, chi ha dormito è anche Lucina Savorgnan e suo cugino Luigi da Porto ha scritto la novella Giulietta e Romeo, dedicandole a sue cugine, e che dopo è arrivata in mano a Shakespeare e che ha scritto la tragedia che tutti conosci. La ville, che dà su un volto dal Flum Stelle, il corso più importante di aghe di risultive della regione, e è logata in tal parco comunale dal Stele e in tal sito di interesse comunitari risultivis dal Stele, che dà accetta esemplari interessanti di flore e faune. Questo look all'assa cence flat, sin ad Aris, donde uneanze dal Flum Stele, nome romantico dal firmamento, là che rosse si spiele la Ville Otelio Savorgnan, e chi assin tal cor dal parco comunale dal Stele, è un look libero, lì che ognuno può entrare, può camminare, può là in bicicletta, sono le piste ciclabili, ha tante aghe di risultive, sono boschi alluvionali, e anche il Savalon che è il Casimov, e curiosità, sono anche dalle piante carnivoris, e tra la Ville Otelio e i magazzini dal Sal ha anche una magnolie che è collate su se stesse e ha fatto dalle stanze là che si può entrare. Sinta i magazzini dal Sal, un look che era stato doprato per il commercio dal Sal, anche dai romans 2000 anni fa e 500 anni fa dalla Repubblica di Vignesie, e per ultime dalla famiglia dai Cons Otelio per le loro attività agricole. È un look che ha il fascino della storia e in chiamò l'Odoprin, ha une acustiche meravigliose, l'Odoprin per manifestazioni culturali o anche ogni tanto per venire qui a pensare. Qui calten a Ville Otelio Savorgnan, al pues botale tan che look dal cur. L'appello è a votare queste volte per la Ville Otelio Savorgnan come luogo del cuore, che è un'iniziativa imbastita dal FAI e nos aiuta a mettere a posto e a valorizzare, e ogni informazione si può chiattare dalla pagina Facebook della Ville Otelio Savorgnan. A Rivignante or, storie e nature si mettono ad un, pandinta ai suoi visitatori un gran patrimonio di ville storiche e altri siti di interesse culturale, in un paesaggio di inchianto, caratterizzato di aghi di risultive. Noi abbiamo una ricchezza di luoghi di interesse culturale, storico e anche naturalistico, spesso in villi privati, sociastiei, e dove anche i proprietari hanno dato una grandissima disponibilità a prestarnos questo posto per poter realizzare le nostre attività, i nostri eventi culturali, e per coinvolgere sia loro sia i che hanno attività sul territorio, abbiamo pensato di far conoscere tutto il territorio, dal mare fino alle prime colline, mettendo insieme la volontà di vincere due amministrazioni e facendo una mappatura di vari percorsi ciclabili di una lunghezza ognuno circa di 60 km a Margherita, quindi si incrosi tra tre hub che vengono individuati e che su percorsi che saranno pubblicizzati dal nord Europa si possono individuare attraverso un'applicazione che metterà in rete con tutti i luoghi di interesse culturale, naturalistico, ma anche dove la potete dormire, dove la potete mangiare.
Tra gli chiasi plui suggestivis dal territorio e gli chiase filaferro, che gli state tirate su ai fin dal Siecento e gli state conservate con cure des varis generazioni di proprietaris. La delimita il flum stele, a tor, verte, chiams coltivats. Il mio trisnonno all'era sior, no? Che volte. E allora ha deciso di chattare un questo perché gli è venuto al chiav di fare un mulin grande, cannondering. E ha girato il Friuli, ha chiatato il stelle e ha comprato la tiare, ha comprato i pieri dall'Istria, ha costruito prima il mulin, dopo la chiesa e siccome aveva un lavoro ben perché apportava farine fin in Germania e quindi ha fatto anche la graneria, le pertinenze, è venuto un sito a forme romane, quadrato. L'amministrazione comunale di Rivignante Or è di sempre impegnata a valorizzare il patrimonio storico e culturale sul suo territorio, con diverse iniziative, dalle presentazioni di libri ai concerti. Sera l'estate realizza una rassegne letterarie che si chiama Parole a colazione e la domenica mattina attacca con collezione Duccio assieme e dopo è la presentazione dal libri e la possibilità di visitare la villa come chiste che si c'è in comò e che sono posti veramente di interesse culturale e storico bellissimi di Odi. E posti che ospitano anche l'iniziativa Musica in Villa che fanno con gli altri comuni dal progetto Integrato Cultura e che di solito approvano un concerto dal nostro comune e sempre da chi si luogo che hanno splas fa conoscere le persone.